La bellezza della natura e dell'essere umano, la deontologia del vivere e delle professioni. Di questo ieri hanno discusso il responsabile e gli iscritti all'Ordine degli Architetti di Agrigento presso il Residence Antica Perla. L'evento era tra quelli relativi all'aggiornamento professionale e ha visto anche la presenza del presidente dell'Ordine Provinciale degli Architetti Alfonso Cimino, del vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino Lamendola, con la collaborazione anche del WWF Sicilia Rappresentato dall'architetto Giuseppe Mazzotta e la presenza di Antonio Tornambè, avvocato del Foro di Sciacca. Un'altra tappa per la formazione professionale dell'architetto e io sono lieto di essere presente a questa manifestazione organizzata dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, un ordine molto attivo, con un presidente molto attivo. Oggi parliamo il tema principale è quello della deontologia professionale, ma c'è anche spazio per parlare degli obiettivi raggiunti dal Consiglio nazionale al fine di restituire centralità al progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio, al fine di aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani talenti e non più soltanto a chi ha il fatturato. Io ho avuto modo già di raccontare un po' le varie fasi di lavoro che stiamo seguendo e le attività che abbiamo promosso, come per esempio la piattaforma sui concorsi che offriamo a titolo gratuito a tutti i committenti pubblici e privati che promuovano o bandiscano concorsi di progettazione dei gradi. Abbiamo una lunga lista di comuni che intende promuovere concorsi e per noi questo è un grande successo perché è uno strumento importante per restituire centralità al progetto nella realizzazione delle opere pubbliche. E poi stiamo parlando anche dei bandi tipo che il CNA ha varato, che sono stati già recepiti dalla Regione e quanto prima saranno recepiti anche da Itaca, che costituisce il braccio operativo della conferenza Stato-Regione, e noi siamo fieri di questo perché i bandi tipo sono strumenti importanti per affidare gli incarichi di progettazione. La partecipazione dei colleghi è fondamentale, devo riconoscere che in questi 2 anni di attività del nostro Consiglio dell'Ordine l'affetto dei colleghi c'è stato sempre, perché ritengo che anche sia ripagato dal fatto che è stato un ordine che si è tanto speso nel territorio e per i colleghi. Abbiamo iniziato parlando di valorizzare la figura dell'architetto e lo abbiamo fatto nel promuovere diverse iniziative che siano proprio a valorizzare non solo la figura ma anche la dignità della professione, con la certezza dei pagamenti. Siamo stati fra quelli che abbiamo battagliato di più per lo sblocco degli strumenti urbanistici, per quanto riguarda anche i piani di utilizzo del demanio marittimo. Abbiamo parlato dei concorsi di progettazione, formando dei colleghi a coordinatori dei concorsi di progettazione. Siamo stati parte attiva nel promuovere i SUE in tutta la provincia, un lavoro intenso in questi primi 2 anni di mandato che ripaga certamente anche con la partecipazione dei colleghi, perché abbiamo sempre detto che l'Ordine degli Architetti è una grande famiglia e dove su questo noi puntiamo proprio perché vogliamo fare squadra tutti insieme nel lavorare nei processi che sono quelli della rigenerazione urbana nei nostri territori. Lo stiamo facendo tantissimo ad Agrigento, avendo promosso Agrigento a città educativa, avendo promosso anche l'iscrizione alla Carta internazionale delle città educative di Barcellona. La città di Agrigento è iscritta, è una delle pochissime città d'Italia a essere iscritta in questo percorso che potrà dare premialità nella ricerca dei fondi comunitari e potrà mettere in collaborazione le diverse sinergie con le altre città. E lo abbiamo fatto nel voler collegare anche le diverse istituzioni, vuoi Genio Civile, Soprintendenza, Curie Arcivescovile. Oggi è l'unica committenza vera che noi abbiamo in provincia di Agrigento, dove sono stati fatti concorsi di progettazione per delle chiese, dove la maggior parte dei cantieri in provincia di Agrigento sono i cantieri della Curia Arcivescovile.
e dobbiamo puntare anche sulle infrastrutture. Sento parlare anche di ulteriori studi di fattibilità per quanto riguarda il Ponte Morandi, che ben vengano tutti gli studi di fattibilità, ma vorrei capire che cosa accade oggi con l'altro pezzo del Ponte Morandi, Acragas 1. Non dobbiamo abbassare lo sguardo e l'attenzione sul nostro Ponte Morandi, perché gli studi fatti da tecnici, esperti ci dicono che deve essere recuperato, i fondi sono stati stanziati, è un'infrastruttura importante, fondamentale per la nostra città, una città e una provincia che, lo diciamo e lo abbiamo detto anche con l'Osservatorio Provinciale dei Centri Storici, che oggi è lontana dal resto della Sicilia e lontana dal resto dell'Italia.